Ciao, sapete come si comporta il virus dell'HIV quando non è sotto terapia? Male, si comporta molto male. Lo stesso virus tramite terapia può diventare innocuo per se stessi e per gli altri. Per farvi capire meglio, una persona sieropositiva sotto terapia e una persona sieronegativa possono avere in maniera naturale un figlio sano con un rischio di trasmissione del virus praticamente nullo. E c'è chi ha ancora terrore di bere dallo stesso bicchiere. Ma vai mona va! Oggi una persona sieropositiva sotto terapia non ha più paura del virus, ma ha paura della gente. E ha ragione! Ma voi avete idea di cosa significhi essere sieropositivi all'inizio di una relazione? Essendo percepito come un problema da chi non lo è, chi è sieropositivo si sente come in dovere di dirlo subito. Ma questo mettere le mani avanti crea una grande pesantezza proprio nella fase in cui c'è bisogno di assoluta leggerezza, la fase dell'innamoramento. Allora cosa fa la persona sieropositiva? Decide di aspettare, ma quando deciderà di parlarne probabilmente sarà troppo tardi per l'altra persona, che si sentirà come tradita. Ma perché non me l'hai detto subito? Chissà quante altre cose che mi terrai nascoste. Ma io adesso come faccio a fidarmi di te? La persona sieropositiva ha quindi l'illusione che tenere per sé questo segreto sia la soluzione migliore. Ma è chiaro che non è così. Non parlarne liberamente lo fa quindi sentire complice della creazione di un clima di terrore. Molti di voi a questo punto staranno pensando che io sia sieropositivo. No, non lo sono. Il messaggio del video è proprio questo. Anche i sieronegativi devono sapere cosa significhi essere sieropositivi. Perché oggi la sola cosa che può rendere la vita di un sieropositivo una vita di merda è la nostra ignoranza. Dovevo dire un'altra cosa importante, ma non mi ricordo cosa. Era una cosa ovvia, tipo di mettere le cinture quando si guida o mettere il casco al motorino. Era una cosa elementare, come quando attraversi la strada e prima guardi a destra e dopo a sinistra. Ah, che buona, ecco. Usatelo, perché purtroppo ci sono molti sieropositivi che non sanno di esserlo, che rappresentano il vero pericolo. Ah, e comunque non esiste solo l'HIV. Amici, in azione, giudizio.